Governatore Fedriga, oggi la Giunta ha deliberato il riassetto dell'amministrazione regionale che prevede indicazioni delle figure apicali dell'amministrazione stessa. Sì, abbiamo cercato di valorizzare al meglio le caratteristiche umane e professionali e delle grandi competenze che ci sono all'interno della regione, andando a fare una riorganizzazione che prevede anche una diminuzione di aree e quindi un qualcosa di più efficace, più efficiente, che comporta anche un risparmio di 300.000 euro all'anno. Quindi puntiamo sull'efficienza che possa anche far risparmiare a un ente pubblico come la Regione diverse centinaia di migliaia di euro. Sono state valorizzate le risorse interne. Abbiamo puntato principalmente sulle risorse interne, non c'è stato alcun tipo di lottizzazione, cosa che c'era stata accusata dall'opposizione, anzi viceversa, abbiamo guardato alle capacità, tenendo conto oltretutto che chi ci ha accusato di lottizzare erano coloro i quali nella precedente consigliatura, e parlo di Deborah Serracchiani e di tutta la Giunta e la maggioranza, avevano votato una norma per permettere a chi ha ruoli di carattere politico e partitico di accedere a ruoli apicali nella Regione. Noi non abbiamo utilizzato quella norma perché invece abbiamo guardato esclusivamente le professionalità e il risparmio per i cittadini. Assessore Callari, i nuovi incarichi per quanto riguarda i dirigenti apicali della Regione sono della durata di un anno soltanto? Sì, è una regola che ci siamo dati per due motivi. Primo motivo perché vogliamo sapere se insieme a questi direttori, a questi nuovi dirigenti, è possibile fare un piano per cercare di organizzare tutta la macchina della Regione, soprattutto nell'ottica del risparmio, dello snellimento della macchina. Secondo motivo, dobbiamo fare i conti con la legge 18 del 2016 che prevede che entro il 1° novembre del 2018 entri in vigore il cosiddetto ruolo unico dei dirigenti. È un problema questo, sappiamo che ci sono stati anche dei ricorsi al TAR di alcuni dirigenti, dobbiamo fare una riflessione su questo aspetto qua. Questa riflessione la faremo tutti insieme con questi dirigenti anche, cercheremo di capire se dare applicazione alla legge, prenderci un periodo di tempo, una proroga probabilmente, per avere le opportune riflessioni, oppure fare ad una norma ad hoc, andare verso una norma che consenta di rivedere un po' tutta la situazione anche nell'ottica di ristabilire la serenità, ecco, nell'ambito della macchina amministrativa e dei dirigenti in capo alla Regione.